Mura di Castelfranco. Tra segnalazioni e polemiche dentro e fuori al Consiglio Comunale continua lo sforzo da parte dell'amministrazione Marcon per trovare i fondi necessari al loro restauro. Polemiche in Consiglio da parte della consigliera Grazia Azzolin nei confronti del vice sindaco Gianfranco Giovine, responsabile del progetto Mura ma anche dei progetti europei. Per Azzolin non si deve chiedere ai cittadini un piccolo o grande sforzo economico quando ci sono i fondi europei dedicati ai pubblici restauri. La risposta del vice sindaco è stata netta: se non ci sono fondi per il restauro, come facciamo ad impegnare centinaia di migliaia di euro per una corretta procedura europea? Ma gli attacchi a Giovane sulle mura non si sono fermati tra i banchi del Consiglio e tra l'altro da parte della stessa maggioranza. Nei giorni scorsi sui social si sommavano i post. Sono lettere di alcuni cittadini turisti che hanno segnalato la precarietà della mura, ma che sono a nostra conoscenza perché siamo in fase di restauro, di conseguenza credo che questo naturalmente comporti anche qualche precarietà in questo senso. Inizialmente sembrava che anche il FAI, il Fondo Ambiente Italia, avesse criticato la situazione, che comunque è in via di risoluzione, grazie soprattutto alla generosità di cittadini ed istituzioni. Grazie anche a voi, all'Antenna 3, che ci ha messo nella condizione di fare un appello e continuare a fare degli appelli perché ci aiutino in questo progetto di restauro e che sta dando anche qualche frutto. Di conseguenza continueremo ad essere attenzionati nei confronti delle mura. Attualmente è in corso il restauro della torre di sud-est, per conto naturalmente del Ministero dei Beni Culturali. L'obiettivo al più presto è di rendere visitabili le mura utilizzando i proventi dei biglietti d'ingresso a sostegno degli altri cantieri di restauro. Dalla torre civica alla torre di Giorgione, perché lì potremmo poi anche creare il camminamento, sicché dare sfogo alle richieste che abbiamo dei turisti di poter accedere alle mura, e sarebbe un'azione straordinaria. Speriamo di poterlo mettere in progetto l'anno prossimo. Ma come sempre è una questione economica per la quale il vice sindaco conta di far fronte così. Ma continueremo anche a fare appelli alla comunità imprenditoriale perché si ricordino che Castelfranco è dei trevigiani e non solamente dei castellani.